Picchiato da un gruppo di bulli per 5 euro, il labbro gonfio, il livido, sulla faccia, Claudio Vesentini mostra la foto del figlio 21enne aggredito sabato sera verso le 20 da una baby gang formata da 14enni che bazzicano nel quartiere di Montà. Il suo ragazzo era uscito dal supermercato, in mano 5 euro del resto quando è stato accerchiato e pestato dai bulli. La cosa che fa male, cosa dire, non sono tanto le botte, non sono tanto i pugni, seppur ci sono immagini che io ho stampato e voglio fare memoria, ok, come queste, che fra una settimana sono cicatrizzate, sono passate, non si vedrà più nulla. È quello che rimane dentro, secondo me, che bisogna un po' metabolizzare e cercare di comprendere, non farsi guidare dall'odio o dalla vendetta, però sto cercando anch'io di capirle. L'amarezza sta proprio nella giovane età degli aggressori. Se parliamo di un ragazzo di 14 anni, ma di cosa che volete parliamo? Di un bandito, di un capomafia? No, si tratta solamente di un ragazzino che sta cominciando un po' l'attività, ma perché? Perché è un po' lasciato solo, non gli viene dato nessuna alternativa, questo è il problema. E in più, da come è successo, diciamo, da come mi ha descritto mio figlio l'accaduto, c'è il capobanda che fa e gli apprendisti che stanno lì a guardare. Da tempo Vesentini, volto noto in quartiere a Montà per il suo impegno nel sociale, chiede che vengano fatte delle azioni per strappare dalla strada quei ragazzini. Di aver chiesto più volte al comune di Padova di mettere un'illuminazione qua sul viale, non siamo mai state ascoltate, eppure abbiamo un'amministrazione che si vanta di tante cose belle che sta facendo sempre nel centro storico, mentre le periferie vengono abbandonate. Che mi fa male ancora è la richiesta che ho fatto sempre all'amministrazione di aprire uno dei campi sportivi che abbiamo qua, e l'avevo fatto ancora un anno fa apposta perché volevo togliere questi ragazzi dalle strade, dargli una possibilità, un'alternativa di poter giocare, di fare un po' di socializzazione, però mi sto scontrando con una burocrazia che è veramente imbarazzante. Nel frattempo in città dovrebbero arrivare nuove telecamere di videosorveglianza, assicura l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina, ma da papà Claudio Vesentini spera in progetti di coinvolgimento sociale dei minorenni. Io spererei di poter un giorno incontrarli e far veramente qualcosa di buono assieme con questi ragazzi. Il mio obiettivo non è quello di avere una vendetta, anche se per un po' l'ho pensato, però il mio obiettivo che voglio mantenere è quello di riuscire a fare qualcosa con questi ragazzi di positivo e di aiuto per tutti.